Partiamo proprio dal romanzo famoso di Jules Verne, 1873, uscito a Parigi, grandissimo successo, meno di un anno dopo la versione italiana, grandissimo successo, eccetera. Quindi questo romanzo ha cambiato un po' l'idea come si percepisce il mondo, quello che noi siamo adesso diciamo un po' abituati a chiamare turismo, è semplicemente il fatto di poter viaggiare per godere, un po' viaggiare anche per percepire il mondo in diverse stazioni, quindi non solo per pellegrinaggio, per guerra, eccetera, ma proprio per, diciamo, godimento. Non vogliamo mostrare solo arte e, per così dire, dipinti, immagini, ma proprio il concetto dell'immagine, l'uso dell'immagine, della comunicazione dell'immagine. Quindi il cosmorama è una nuova forma di percepire il mondo, di farla portare un po' a casa, ma di incentivare naturalmente i viaggi. Uno dei pochi cosmorami di quest'epoca che sono rimasti sono nel Museo di Salisburgo, il Salzburg Museum, che è il nostro partenariato per questa mostra, e grazie alla loro disponibilità possiamo proprio dimostrare questo Tour du Monde a Mantova. Sotto questo aspetto un viaggio a posto in forma di una topografia o un cosmorama offerto molti vantaggi. Per un biglietto a un prezzo modesto il pubblico poteva lasciarsi trasportare come per magia in veri e propri mondi della meraviglia, superando le distanze spaziali e temporali senza fatica e senza spese a proprio carico. L'esposizione viene con la collaborazione del Museo di Salisburgo, che mantiene le opere di Hubert Sattler. Hubert Sattler ha fatto dei cosmorami, soltanto i cosmorami, e questa è la ragione perché è sconosciuto, anche se i dipinti sono d'alta qualità. Perché ha dedicato tutta la vita di questa presentazione dei dipinti, che hanno dato la possibilità di far vedere tutto il mondo al pubblico. Si può ricordare che in questo periodo non è possibile per una grande parte della popolazione di viaggiare, di lasciare i dintorni della città. E perciò è stato possibile di vedere tutti i miracoli del mondo. Enorme numero di disegni e di acquarelli preparatori che ha fatto sul posto. E nell'inverno, quando non è stato possibile di viaggiare con i cosmorami a tutti i luoghi, ha fatto dei dipinti con grandi dettagli, anche con l'uso delle fotografie per aiutare il suo lavoro.